mi diceva che stava lì per liberare l'Ucraina dall'invasione russa, che voleva aiutare gli ammalati, i feriti. Era in un ospedale da campo. Davanti alla tragedia del suo popolo, Marianna Triasco ha lasciato tutto, il marito Edgardo e i 2 figli di 10 e 14 anni, troppo forte il richiamo della sua terra martoriata dalle bombe russe. È aprile quando la 37enne infermiera decide di rientrare nel paese, lasciando l'abitazione nella quale risiedeva da una decina d'anni a pochi passi dalla chiesa di Villorba. Mariana intraprende così il percorso inverso rispetto a quello di altre giovani madri in fuga con i loro figlioletti. Lei aveva cercato di dissuaderla in aprile. Certamente, però siccome già da giovane aveva partecipato come attivista alla rivoluzione arancio di Yulia Tymoshenko, comunque era già predisposta a difendere la propria patria. La morte pochi giorni fa al fronte, a una ventina di chilometri dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia, a ucciderla un colpo a tradimento. Stava assistendo dei soldati feriti ed è stata colpita da un drone. Da un drone russo. Esatto. E lei come ha avuto questa notizia? Dalla sorella che è stata contattata dall'autorità locale. Nell'ultimo periodo le comunicazioni con la moglie erano sempre più difficili, racconta Edgardo. Fin quando stava verso la parte occidentale ci sentavamo tutti i giorni. Poi nel Donbass più o meno ogni 3-4 giorni, per pochi secondi, perché c'erano molti bombardamenti. E ai figli che cosa diceva? Che vuole bene, le solite cose, è tutto qui. I funerali si sono tenuti nella città natale di Trostianets. Il feretro, avvolto nella bandiera ucraina, è stato accompagnato da un lungo corteo, come raccontano anche le televisioni del paese. Io non sono potuto andare, sono stati funerali di Stato, ha partecipato tutto il paese, più le autorità, più i militari. Cosa ha detto ai suoi figli? La verità, che dovevo dire. Come hanno reagito? Insomma. Ci dobbiamo riprendere. Lei cosa pensa di tutto questo? È orgoglioso di quello che ha fatto? È più arrabbiato? Allora io ho tutto orgoglio, rabbia e spero che la guerra finisca presto in modo che non ci sono altri morti.